Un match dal profumo campano tra due squadre ambiziose costruite per giocarsi i piani alti della classifica. Dallo stadio Valle Fuoco di Mugnano e in diretta sul canale YouTube della Lega Nazionale Dilettanti seguiremo Villaricca Salernitana, partita valida per la seconda giornata di Serie C femminile Girone C. Un buon pomeriggio da Marco Massimino Cocuzza. Squadre che, come vedete, sono scese in campo e le giocatrici, tra l'altro, fanno il loro ingresso in campo con le magliette dell'associazione a tutela delle donne Braccialetti Rosa, presieduta dalla vicepresidente Raffaelita D'Alterio della società sportiva Villaricca, tutte insieme unite per dire con forza no alla violenza sulle donne ed esprimere massima solidarietà alle donne di Caivano. Però capi, mi è dispiaciuto. Squadre che si salutano, si confrontano con gli arbitri, come vedete, con la magliettina rosa. Andiamo a leggere quelle che saranno le formazioni che scenderanno tra poco in campo e daranno il calcio d'inizio al match, cominciando dal Villaricca, allenata dal tecnico Pasquale Illiano. Scende in campo con Ridilevska, Bombara, Lombardi, Esposito, Fischetti, Avilia, Ludovisi, Volpe, Visco, Abruzzo, Illiano a disposizione, dunque in panchina con il tecnico Di Blasio, Oliva, Cozzolino, De Lucia, Enrichelli, Trematerra, Marino, Deresa, Salvi. Per quanto riguarda invece la Salernitana, formazione quest'oggi ospite, scende in campo allenata da Valentina De Risi con Pascale, Sorrentino, Apicella, Calvarese, Cozzolino, Longo, Falivene, Piccolo, Sabatino, Colonnese e Cuomo. In panchina pronte a subentrare a partita in corso Apadula, Marino, Donnarumma, Fusco, Abate, Di Santi, Mercede, Ferrentino e Dorso. Formazioni che al loro esordio hanno vinto le rispettive partite. Il Villaricca in casa sempre con il Monte Spaccato con il risultato di 4-1. La Salernitana invece ha vinto in casa contro il Grifone gialloverde con il risultato di 2-1 grazie alle reti di Cuomo e Oliveri in rimonta. Villaricca che scende in campo con la maglietta verde, Salernitana con il consueto completino granata. Dirigerà l'incontro il signor Giuseppe Scarpati della sezione di Formia, coadiuvato dagli assistenti Tagliaferro e Ciannarella. Squadre che prendono posizione in campo. Inizierà verosimilmente, sembra di capire, la squadra ospite con il pallone. (4-3-3) per la Salernitana di De Risi, con Cuomo unica punta, assistita dalle ali Colonnese e Calvarese. Vedremo quale delle due formazioni riuscirà a prevalere e a mostrare ciò che si è fatto in estate con i rispettivi lavori. Inizia il Villaricca con il possesso palla, subito il pallone in avanti giocato, la Salernitana che recupera sulla fascia destra, prova il lancio lungo subito a cercare Cuomo, non riesce ad agganciare. Allora Villaricca che recupera immediatamente il pallone lungo in profondità sull'esterno, sull'out di sinistra, il pallone in area, subito pericoloso il Villaricca, non c'è stata deviazione sul cross e allora si riparte con la rimessa dal fondo con l'estremo difensore che lancia corto e rimette subito in gioco. C'è l'aggancio da parte di Colonnese sulla fascia destra, recupera il Villaricca a centrocampo, poi si disimpegna con il pallone in avanti. Avila prova a lottare, pallone in profondità
che ancora balla all'altezza della tre quarti, e poi c'è l'intervento da parte del direttore di gara, punizione a favore della Salernitana. Se ne occupa Apicella, pallone rilanciato lungo, cerca una compagna, non la trova, allora subito il Villaricca in aggressione a recuperare il pallone. Salernitana che riesce a recuperare soltanto per un attimo. Altro intervento da parte del direttore di gara, altra punizione sempre a favore della Salernitana. Se ne occupa il capitano Sabatino con la maglia numero 77, che dà subito il pallone indietro. C'è con maglia numero 7 giocatrice della Salernitana che rilancia in avanti, subito il Villaricca che sbatte fuori il pallone. Sempre in attacco resta la Salernitana, 2 minuti adesso, Villaricca 0 Salernitana 0 per la partita iniziata da pochissimi minuti. Recupera il Villaricca con la rimessa laterale, subito battuta all'indietro per non rischiare, si ricomincia con il pallone a terra, sbaglia poi l'appoggio, riesce a rimediare una compagna, allora ancora rimessa laterale per il Villaricca, ricomincia sempre da dietro con la palla a terra, la gioca Avila, poi la perde e guadagna la rimessa laterale, stavolta la Salernitana. Molto aggressiva nell'atteggiamento la squadra di De Risi. Con le mani la Salernitana, Sabatino aggancia Colonnese, lavora il pallone, poi cross in mezzo a cercare Cuomo, non riesce, allora Villaricca che recupera, prova ad uscire dalla propria metà campo, non riesce, attenzione a Calvarese che era in agguato, spazza via la retroguardia di casa, soltanto per un attimo, ancora il pallone in profondità per Calvarese, un po' di spazio ce l'ha sul mancino, il cross è troppo debole, troppo prevedibile, telefonato e con un po' di difficoltà il Villaricca ci mette una pezza soltanto per il momento. Cuomo finta il passaggio, poi va direttamente al tiro sul primo palo, attento l'estremo difensore del Villaricca che para a terra e poi rilancia con i piedi. C'è il pallone giocato da Avila, ribattuto in avanti, Apicella spazza via. Ancora Salernitana che con ordine riesce sempre a rimandare in avanti il pallone, un po' troppo frettoloso in queste prime battute il Villaricca, adesso ci prova con l'esterno dalla fascia destra che con un dribbling non riesce a superare Cozzolino con grandissima esperienza e con il fisico protegge la propria area di rigore. Ancora però il duello si rinnova a destra, c'è il pallone giocato in profondità, in verticale per Calvarese, un po' di spazio, poi sbaglia l'appoggio per Cuomo. Allora Villaricca che prova a riordinare le idee, va sempre sulla destra a cercare l'esterno con la maglia numero 11, poi subisce una carica non secondo l'arbitro, ancora Salernitana in possesso, adesso Villaricca che recupera e con Esposito dà il via all'azione, sbaglia l'appoggio, troppo lungo il suggerimento per la compagna, allora rimessa laterale sull'out di destra per la formazione ospite che, come vi ho detto, ha vinto il primo match grazie alle reti di Cuomo e Oliveri. Battuta adesso la rimessa laterale in profondità per Sabatino, pallone che balla lì sulla destra, Longo prova a spazzarlo via
e con grande esperienza. C'è Esposito di testa che poi rilancia subito il contropiede tutto in verticale del Villaricca. Attenzione, grande intervento in scivolata da parte di Apicella che evita guai peggiori. Rivediamo il replay, l'azione costruita poco fa dalla Salernitana, pallone lavorato da Cuomo e poi si crea lo spazio per cercare il primo palo. Conclusione troppo debole, facilmente parata dal portiere del Villaricca, che adesso si fa vedere con il destro da fuori area. Sembrava più pericoloso, invece riesce a bloccare subito il portiere della Salernitana, Pascale. Subito il pallone lanciato in avanti, in qualche modo riesce a rallentare l'azione della Salernitana, la difesa del Villaricca. Poi c'è il fallo su Avila che finisce a terra. Vediamo il replay. Autrice del fallo Falivene per la Salernitana. Ribattuto il pallone, c'è Esposito, ce l'ha sul mancino, il piede preferito, prova il lancio lungo, trova soltanto Apicella che controlla e spazza via, probabilmente cercata Cuomo, non poteva intervenire. Allora ancora rimessa laterale per la squadra ospite. Cambio di fatto, pallone che finisce fuori. Allora cambio di rimessa per il Villaricca, il pallone in profondità che esce ancora. E allora ancora la Salernitana a battere il fallo laterale da destra con Longo, con le mani lungo. Anche questa volta il pallone finisce fuori, deve essere rimesso in gioco. Pallone lungo, c'è Colonnese, si appoggia dietro da Apicella, pallone per Cuomo che protegge la sfera, protegge molto bene, poi con il fisico permette il contropiede a Calvarese che poi cerca quasi a memoria l'inserimento di Colonnese. È stata brava qui la difesa del Villaricca a spazzare in avanti. Sorrentino con le mani sull'out di sinistra, cerca come sempre Cuomo, come sempre riesce a lavorare molto bene con il fisico, prova a girarsi e poi spazza via in calcio d'angolo per non saper né leggere né scrivere Lombardi. Calcio d'angolo dunque, il primo della partita da sinistra, lo batte la Salernitana quando siamo entrati nel 10° minuto di gioco, ancora fermo sullo 0-0 il risultato, pallone battuto in mezzo, costretta ad uscire l'estremo difensore e con il pugno mettere in rimessa laterale. Sarà la Salernitana a batterla ancora da destra con Longo. Gioca il pallone bene per Colonnese, ma con eleganza Esposito ruba palla ed esce via. Ancora Villaricca che deve riordinarsi per andare in contropiede. Il Salernitana si difende altrettanto bene e perde un po' di sprint il Villaricca, che poi cambia totalmente gioco a sinistra. Punta Longo, il pallone per la giocatrice con la numero 11 che finta il tiro, non abbocca Cuomo ed esce la Salernitana bene con Calvarese, un primo dribbling che riesce, ancora Cuomo che poi si appoggia a Sorrentino con il destro, prova a cambiare totalmente gioco all'indirizzo di Colonnese, non può
intervenire in ritardo e allora Villaricca che torna in possesso. La battuta lunga copre molto bene Longo, terzino destro della Salernitana, che poi va a battere con le mani. C'è un altro fischio del direttore di gara, atterrata Sabatino all'altezza del centrocampo. Allora calcio di punizione per la Salernitana, che almeno sul piano fisico sta riuscendo in questo frangente di partita ad avere la meglio, più presente nella metà campo avversaria in questi 11 minuti e mezzo di gioco. Alla battuta lunga, piccolo pallone che rimbalza due volte a terra, diventa buono per Cuomo, che prova ad allargare per Longo, era un po' troppo indietro, e allora Ridlewska godrà di una rimessa dal fondo. Sistema con calma il pallone, aspetta che le compagne prendano posizione, andrà con la rimessa lunga, pallone ribattuto con forza, poi la Salernitana gioca per Cuomo, che senza guardare, quasi in rovesciata, riesce a trovare Calvarese, poi si gira, non riesce il secondo dribbling, allora Villaricca che prova a lasciare la propria metà campo, non ci riesce, fa Livene a sinistra, il duello tutto fisico, poi si allunga troppo il pallone, non riesce neppure a guadagnare il calcio d'angolo. Ludovisi ha protetto bene la sfera e dunque altra rimessa dal fondo per il Villaricca. Ridlewska questa volta più velocemente batte per Esposito. Esposito non trova nessuna compagna, adesso sì, Avila, ancora Esposito, palla al piede, un po' di spazio, adesso la numero 22 che ribatte lungo, non trova però nessuna compagna, deve ricominciare da capo. Attenzione all'attacco di Colonnese, che poi prende tanti metri all'avversario e riesce a far calamborare il pallone addosso, e sarà rimessa laterale ancora per la Salernitana, come vi dicevo più presente in questo inizio di partita nella metà campo avversaria, attacca con tanti effettivi, tante giocatrici nella area di rigore del Villaricca. Battuta la rimessa laterale, c'è Sabatino, poi il cross in mezzo, Cuomo non riesce, poi diventa buono per Calvarese il pallone che si coordina ma liscia la sfera, e allora riparte con velocità il Villaricca cost to cost dell'esterno con la maglia numero 11, poi è costretta a fermarsi, commette pure fallo con l'intervento in scivolata prontamente segnalato da Giuseppe Scarpati della sezione di Formia. La battuta lunga di testa Esposito, poi ancora la difesa della Salernitana che spazza via, una sorta di ping pong in questo momento, il pallone che viene giocato per Visco con la numero 11, aspetta che una compagna si faccia vedere, rientra sul destro, ancora Visco, poi cambia gioco molto bene, la palla in profondità per Ludovisi, aspetta un po' troppo per andare al cross, il pallone esce, dunque rimessa dal fondo per la Salernitana, ma primi squilli da parte del Villaricca, che quando attacca con Visco dà comunque la sensazione di poter creare pericoli alla difesa
ospite. Sarà comunque rimessa dal fondo per Pascale, che invita le compagne a alzare il baricentro. Andrà con una rimessa lunga, così è, molto lunga, diventa buona per Sabatino, che poi fa viaggiare Colonnese sull'out di destra. Il pallone per Cuomo, non può arrivare, anticipata molto bene da Esposito. Poi Sorrentino gioca indietro per Pascale, ancora Sorrentino. Il pallone poi diventa buono per Ludovisi e diventa poi di fatto nullo, perché finisce fuori in rimessa laterale. Sull'auto di sinistra con le mani va Sorrentino, lungo linea battuto il pallone. Calvarese prova a giocarlo, a lavorarlo, guadagna una rimessa laterale, conquista spazio la giocatrice con la maglia numero 6. Ancora pallone fuori, dunque ancora rimessa laterale sul campo del Valle Fuoco di Mugnano. Con le mani Sorrentino, pallone che balla sulla tre quarti, Uomo non interviene, poi ci prova Sabatino con un pallone filtrante, non passa, e allora spazza via più lontano che può Lombardi, trova soltanto le manone di Pascale in uscita diretta facile. Ancora rimessa lunga, colpo di testa a centrocampo, il Villaricca che entra di nuovo in possesso. Rimessa laterale, pallone battuto in profondità, Colonnese molto bene, recupera, poi si appoggia come sempre a Cuomo, che si gira, restituisce il pallone, è lungo, troppo lungo, ci arriva molto prima Lombardi, che fa sfilare via il pallone, abbatte poi involontariamente la bandierina del calcio d'angolo. Dovrà essere risistemata prima di dare il via al gioco. Vi dicevo, Villaricca che all'esordio invece ha vinto in casa contro il Monte Spaccato con il risultato di 4-1, doppietta di Visco e gol di Iliano e Fabruzzo. Di doppio turno casalingo consecutivo. Vedremo se riuscirà la squadra di casa a bissare il successo anche nella seconda giornata. Villaricca che adesso riprende il gioco, sempre con il pallone a terra. Avila prova a giocarlo in profondità, c'è ancora Visco che aggancia così così, permette l'intervento da parte di Sorrentino, che poi soltanto per un attimo recupera. C'è ancora il pallone in profondità, Visco prova il cross che diventa quasi un tiro, finisce sopra la traversa. Dunque prima conclusione all'indirizzo della porta, protetta da Pascale anche da parte del Villaricca. Pallone battuto corto, poi rilancio all'indirizzo di Calvarese, che adesso si è spostata sulla fascia destra, va via in velocità, molto bene, appoggia per Cuomo che poi di tacco, idea praticamente geniale, ma di fatto non riesce a trovare una compagna, ma grandissima idea, dicevo, in teoria, un po' meno nella pratica. Poi c'è il cost to cost da parte di una giocatrice del Villaricca che se ne va via, la maglia numero 70, poi subisce anche il fallo da buona posizione, sia per tentare una conclusione a rete ma anche per
cercare un pallone in mezzo. Roberta Igliano, come vi ho detto, anche lei a segno nell'ultimo match contro il Monte Spaccato. Sul pallone Avila, con la maglia numero 22. Uno sguardo in mezzo, 3 giocatrici in barriera messe da Pascal. Arriva adesso il fischio, pallone in mezzo che era buono per Esposito, che viene di testa ma alza troppo la sfera. Ma ottima la palla battuta da Avilia. Ma altro squillo offensivo del Villaricca per la Salernitana. Siamo al 22esimo minuto di gioco del primo tempo. Villaricca Salernitana ancora fermo sullo 0-0. Ancora Avilia di sinistro, viene ribattuto il pallone, allora questa volta torna indietro da il terzino destro Bombara, poi guadagna una rimessa laterale da destra, cresce il Villaricca, si fa vedere sempre più spesso dalla porta difesa da Pascale, dalle centrali Cozzolino e Apicella. Ancora il Villaricca con Avilia che tocca tutti i palloni che passano da metà campo. Ludovisi torna indietro, ancora Ludovisi, allarga questa volta a sinistra, il pallone giocato sull'out sinistro ancora da Fabruzzo, guadagna una rimessa laterale, conquista sempre più spazio il Villaricca. Fabruzzo gioca e torna indietro, ancora un po' di spazio, si accentra Visco, stavolta sbaglia totalmente l'appoggio, allora Calvarese, che però ha un po' di fretta, era circondata anche da maglie verdi, allora riesce soltanto a conquistare una rimessa laterale. Va a Cuomo che poi lascia la sfera per Longo con le mani, trova Colonnese, il pallone ancora, adesso sì, Colonnese ancora che lo rincorre sulla fascia sinistra, molto bene nell'intervento difensivo Bombara, credeva di aver anche conquistato la rimessa laterale, non è così secondo il direttore di gara. Allora Salernitana che batte subito questa rimessa laterale, intervento da parte di Lombardi, poi il pallone che finisce fuori, Sorrentino, è stato suo l'ultimo tocco, allora Villaricca che può uscire dalla propria retroguardia con questa rimessa laterale, se ne occupa Bombara, terzino destro della squadra di casa, con il pallone a terra cerca lungolinea una compagna che viene travolta da Sorrentino, che si becca anche la prima ammonizione della partita. Dunque Sorrentino, giallo per lei, si va subito a scusare con l'avversaria. Sulla palla come sempre Avilia prende una rincorsa più lunga, il pallone interessante in mezzo ancora per Esposito, che non riesce ad intervenire, spazza via la retroguardia della Salernitana, poi con un gioco di prestigio Calvarese prova ad uscire, non riesce, quindi Villaricca che ricomincia da Bombara, pallone in profondità, Visco, un po' di spazio, non riesce a tenere il pallone in campo, è uscito tutto secondo il guardaline, quindi Colonnese che subisce il fallo questa volta, sì, da parte di Bombara.
perde anche la scarpetta l'ala sinistra con la maglia numero 11. Sorrentino alla battuta, questa volta lunga, non trova nessuna compagna, allora il pallone in profondità per il Villaricca, spazza la Salernitana, non riesce a mantenere il pallone in campo Colonnese. La rimessa di Bombara, spazza via Vilia a cercare Fabruzzo, non può intervenire. Può intervenire soltanto Pascale, sì, con i guanti. Fa rimbalzare il pallone a terra, lo rimette in gioco molto lungo. Ludovisi riesce a conquistare il pallone, ma c'è il trucchetto. Fallo commesso ai danni di Sabatino, capitano della Salernitana. Piccolo con il pallone a terra, lo sguardo a destra, uno a sinistra, vedremo come lo giocherà. Lo batte lungo Cuomo, che non riesce ad agganciare, ma diventa buono per Calvarese, che sembra essere tornata sulla fascia sinistra. Valentina De Risi, che cambia dunque spesso interpreti offensivi sull'out destro e sinistro. Adesso c'è una rimessa laterale per il Villaricca sulla fascia sinistra. Torna indietro da Esposito, che si allunga troppo il pallone. Colonnese recupera, torna poi indietro il Villaricca, che riesce a tornare in possesso con Bombara, un po' di spazio. Volpe gioca per Vilia, cambio di gioco molto preciso per Visco, il pallone in profondità. Iliano a combattere, a proteggere la sfera, ci riesce, ritorna da Ludovisi. Altro cambio di gioco molto interessante per Volpe, non può arrivarci, ma belli principi che sta cominciando a far vedere la squadra di Pasquale Iliano. Cambi di gioco veloci e grande tecnica e idee chiare messe in campo. Stiamo per entrare alla mezz'ora di gioco, ancora fermo il punteggio, poche le conclusioni a rete da parte di entrambe le squadre, ma un ritmo che cresce continuamente. Pascale, la battuta lunga, Bombara recupera, prova ad andare via, un po' di spazio, perde un po' di sprint, poi si appoggia a Fabruzzo, protegge il pallone, cerca il cross, trova l'opposizione da parte di Cozzolino. Sarà dunque calcio d'angolo per il Villaricca, che dà sempre più l'impressione di poter far male. Fischetti dalla bandierina, da destra, sistema il pallone, andrà lei, essendo di piede mancino. C'è però un attimo una situazione che vuole chiarire il direttore di gara. Arriva adesso il fischio, il pallone è buttato in mezzo, è facile per Apicella spazzare di testa il pallone, che diventa buono per Colonnese. Scontro fisico con Ludovisi, ala meglio la giocatrice con la maglia numero 20. Villaricca che ricomincia da Ridlewska, rilancia per Volpe, aumenta sempre di più i giri la squadra di casa. Qui sbaglia in maniera molto ingenua l'appoggio Ludovisi. Adesso c'è Avilia che ha un po' di spazio, va a sinistra da Iliano, ma si trova in posizione irregolare. Ancora fermato il gioco, 31esimo minuto e ancora 0-0 il punteggio. Se ne occupa Apicella di questo
calcio piazzato. C'è stato nel frattempo un cambio nelle fila della Salernitana, è entrata con la maglia numero 16 Donnarumma. Vedremo adesso di capire chi è uscita nelle fila della squadra allenata da Valentina De Risi. Fatto sta che Donnarumma ha fatto il suo ingresso in campo con la maglia numero 16. C'è adesso il cambio di gioco molto lungo all'indirizzo di Illiano, riesce ad arrivarci con uno scatto felino, prova a puntare l'avversaria, rientra sul destro, il pallone in mezzo. Adesso Visco, un po' di spazio lo gioca per Esposito, che prova addirittura la conclusione a rete, debole e fuori misura. Rivediamo il replay, ma apprezzabile lo scatto di Illiano sul lancio lungo di una compagna. Poi Esposito, la conclusione più per dare un termine all'azione che per essere di fatto pericolosa. Adesso Salernitana che per un attimo recupera, poi c'è il fallo da parte di Colonnese su Illiano, atterrata la giocatrice di cui parlavamo prima. Dunque punizione da posizione tutto sommato interessante, soprattutto per una giocatrice come Avilia, capace di mettere in mezzo palloni molto interessanti e pericolosi. Avilia che aspetta il fischio dell'arbitro, arriva adesso il pallone di fatto diretto verso la porta. Pascale controlla, non era certo un tentativo che poteva metterla in difficoltà. Come detto, il destro di Avilia è imprevedibile, è pericoloso e può creare situazioni di gioco favorevoli alla sua squadra. Per adesso soltanto rimessa dal fondo per la Salernitana, batte Pascale, va a lungo, trova però la testa di Volpe, ancora Avilia, gioca con calma per Ludovisi, l'intervento in scivolata di Longo per la Salernitana, che adesso si trova un po' in apprensione, un po' in affanno, non riesce più a creare e, a dire il vero, neanche ad uscire in questo momento dalla propria metà campo. È sempre il Villaricca a rendersi pericoloso. Poi il pallone spazzato via da Cozzolino, c'è una deviazione e allora rimessa laterale per la Salernitana, se ne occupa Apicella. Fischiato invece all'arbitro, probabilmente una posizione di fuorigioco. Sistema adesso la sfera Apicella, battuta lunga a cercare una compagna e Colonnese. Adesso Cuomo prova a rilanciare per Donnarumma, mi sembra abbia preso il posto di Calvarese. Poi il tiro che diventa molto pericoloso, improvviso, che stava per sorprendere Ridlewska. Il destro da parte di Cuomo, si è fatta pregare. Il pallone che si è abbassato improvvisamente, finisce sopra la traversa ma non di tanto. Dunque torna a rendersi pericolosa anche la Salernitana. Avilia gira tutto, cambia gioco per Bombara, vediamo se punta Donnarumma. No, sceglie di andare lungolinea, trova la retroguardia della Salernitana. C'è il fallo fischiato
ai danni del Villaricca. È stata Volpe ad atterrare la neoentrata Donnarumma con la numero 16. Vedo che Calvarese è ancora in campo, dunque è un cambio quello del tecnico De Risi, che non toglie pericolosità offensiva alla Salernitana. Calvarese è ancora in campo. Donnarumma, cercata tantissimo, deve entrare in partita. Piccolo in pressione di Ludovisi, poi Fabruzzo prova a far viaggiare Visco, pallone troppo lungo per lei, diventa buono soltanto per Pascale, che raccoglie a terra e rimette lungo a cercare proprio Donnarumma. Calvarese con il sinistro cerca Cuomo, non la trova, si va direttamente a destra, c'è Apicella che recupera. A questo punto sì, possiamo dirlo, è uscita con la maglia numero 15 Sorrentino. Probabilmente De Risi non voleva correre rischi, vista la precedente ammonizione da parte del direttore di gara all'indirizzo del terzino sinistro. Non cambia nulla dunque dal punto di vista tattico. Poi c'è il pallone restituito con fair play da parte del Villaricca alla Salernitana, direttamente a Pascale, che ribatte lungo, cercata proprio Donnarumma, pallone che viene spazzato via da Bombara e torna ancora nella disponibilità di Pascale, che raccoglie, aspetta che le compagne prendano posizione. Va lungo, ci mette il piede Esposito, pallone che si inarca e finisce direttamente fuori. Sabatino con le mani lascia a Longo, cercare l'aggancio da parte di Colonnese, spazza via la Salernitana. Ancora il pallone giocato con calma da Falivene, poi Donnarumma non riesce ad intervenire, c'è la copertura da parte di Volpe, che poi subisce una carica, fallo. Molto bene in fase difensiva Volpe, poteva diventare molto pericoloso il pallone che ballava in area di rigore, su cui si era avventata Donnarumma. C'è il pallone battuto lungo da la Villaricca, ancora rimessa laterale per la formazione di casa. Con tutta calma Bombara, si sono un po' allentati i ritmi quando siamo entrati nel 40° minuto di gioco. Longo ha un po' di spazio per uscire, palla al piede, poi sceglie di andare lungolinea verso Colonnese, che aggancia con un po' di confusione il pallone, poi viene recuperato da Esposito. Molto bene Avilia con il mancino in verticale verso Illiano, pallone per Visco che si trova al centro, non subisce fallo. C'è Falivene che senza guardare cerca Cuomo, non riesce ad agganciare, recupera allora il Villaricca con Lombardi. Esposito, poi sbaglia il passaggio proprio Lombardi.
Pallone messo in mezzo a cercare Donnarumma, il palleggio la favorisce, ce l'ha sul mancino, poi va da Cuomo che senza pensarci due volte calcia, pallone sporcato, e allora diventa semplice per Rydlewska intervenire e recuperare il pallone con i piedi, rilancia subito l'azione, Piccolo, ancora Salernitana. Ancora a cercare con un lancio lungo Donnarumma che subisce un fallo, rimane a terra dolorante, l'arbitro lascia correre e dunque Avilia gioca il pallone per Fabruzzo. Molto bene per Visco che controlla così così, poi spaventata dal suo ritorno Cozzolino, per non saper né leggere né scrivere, mette direttamente in calcio d'angolo. Ma pericolosa sempre la verticalizzazione di Avilia verso Visco, che adesso ha questo pallone, lo mette in mezzo, è lungo, molto lungo, è costretta ad intervenire con i pugni in uscita. Pascale mette ancora in calcio d'angolo, questa volta dall'altro lato. Sembrava troppo lungo il pallone messo in mezzo da Visco, invece stava diventando buono, molto buono per Esposito, anticipata decisivamente da Pascale. Ancora il pallone sistemato da Avilia, uno sguardo in mezzo, pallone battuto fuori, e ancora il Villaricca che con il palleggio di Ludovisi prova a creare qualcosa. C'è però adesso il contropiede della Salernitana, velocissima Donnarumma ma molto ben posizionata Lombardi che le mette il pallone in fallo laterale. Sabatino, Donnarumma, ottimo l'aggancio di petto, Calvarese, Colonnese, il destro, il dribbling, poi prova la conclusione a rete, è arrivata un po' stanca, aveva fatto tutto bene nella preparazione al tiro. Poco meno di 2 minuti al 45esimo, dunque alla fine del primo tempo. Vedremo se ci sarà il recupero concesso da Scarpati. Nel frattempo il Villaricca si fa vedere con Avilia che alza il pallone, non trova nessuna compagna. Sabatino aggancia e prova a dare il via all'azione. Ottima la verticalizzazione ancora di Avilia per Visco, che però si trova ancora una volta in fuorigioco, questa volta non la prende bene, calcia via il pallone. Ancora rimessa laterale per la Salernitana, scusatemi, sarà calcio di punizione. Lo batte lungo Apicella, cercare Cuomo, si è vista sempre meno con il passare dei minuti, nonostante abbia concluso pericolosamente a rete qualche minuto fa. Adesso c'è Sabatino, un po' di spazio, il pallone in profondità per Donnarumma, molto cercata da quando ha fatto il suo ingresso in campo, non è stata abbastanza pericolosa per la sua squadra. Adesso c'è ancora la palla in verticale proprio per Donnarumma, un po' in ritardo ma ottima l'idea da parte di Sabatino, passaggio filtrante a tagliare tutta la difesa, un po' lenta nell'avventarsi sul pallone, nello specifico Donnarumma. E ancora Salernitana che è tornata molto molto pericolosa, recupera questa volta il Villaricca soltanto per un attimo. Cuomo, pallone battuto in mezzo, Donnarumma e sblocca il match proprio allo scadere del primo tempo. L'avevamo detto, molto pericolosa, molto incisiva con i suoi inserimenti, e questa volta su assist di Cuomo che le alza il pallone, cicca l'intervento Bombara
il palleggio la favorisce, protegge la sfera e con il mancino porta in vantaggio la sua squadra. Negli ultimi minuti l'avevamo visto come la Salernitana era riuscita ad assorbire le iniziative del Villaricca, a riconquistare metri come aveva fatto all'alba del match. Adesso riesce a sbloccare in un momento molto delicato, ovvero quello che coincide con la fine del primo tempo, perché il signor Giuseppe Scarpati dà il duplice fischio proprio adesso. È Salernitana che si ritrova in vantaggio al 46esimo minuto del primo tempo e noi voliamo a bordo campo per sentire che la nostra Vita Locantore riuscirà sicuramente a trovare una delle protagoniste in campo e sentiremo così la sua opinione su quella che è stata la prima frazione di gioco. Partita comunque dai ritmi molto gradevoli nel complesso, al di là del vantaggio acquisito proprio adesso dalla Salernitana. Aspettiamo di ottimizzare il collegamento con una delle protagoniste in campo. Villaricca che dobbiamo dirlo non ha demeritato, soprattutto per quella che è stata insomma l'idea di gioco mostrata tra il 15esimo e il 40esimo minuto. Ci sarà tutto un secondo tempo sicuramente da giocare. Eccola, la vedo inquadrata, felice, subentrata e già decisiva Angela Donnarumma. Gol bellissimo da attaccante, vero? Grazie. Come è stato raccontaci un po' il tuo ingresso in Sì, campo. La mister mi ha chiamata, ha detto riscaldati, poi ha detto più veloce, ingresso in campo, buona prestazione il primo tempo, continuiamo così, molto contenta per il gol e come sta giocando la squadra. La Salernitana ha iniziato molto bene, poi il Villaricca è venuto fuori giocando palla al piede negli ultimi minuti, però siete tornate con prepotenza e l'avete sbloccata. Adesso nel secondo tempo bisogna continuare su questa falsariga. Certo, sì, noi non ci fermiamo fino alla fine dei 90 minuti e si andrà pure ad oltranza. Aspetteremo il triplice fischio. Ringraziamo Angela Donnarumma, complimenti per aver intanto sbloccato il match tra Villaricca e Salernitana e noi ci risentiamo per il secondo tempo. Grazie.
E rieccoci in diretta, sempre in diretta sul canale ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti su YouTube, sempre per seguire Villaricca Salernitana. C'è stato già un triplo cambio, dunque al riposo nelle fila del Villaricca. Sono entrate con la maglia numero 25 Di Blasio, con la maglia numero 9 Enrichelli e con numero 14 Trematerra. Dunque un triplo cambio per cambiare un po' le carte in tavola, per un match che ha visto il Villaricca andare sotto proprio allo scadere del primo tempo. In gol la neoentrata Donnarumma. Vedremo adesso quale sarà la reazione da parte della formazione di casa. Come detto, la numero 14 Trematerra che subito lavora un pallone a sinistra per Iliano, un po' di spazio per rientrare sul sinistro, riesce ad entrare in area di rigore, si conquista un tiro dagli 11 metri proprio al primo attacco. Ha saltato di netto Longo con la maglia numero 7 che poi la atterra in scivolata, e quando siamo già al 48esimo minuto si conquista un calcio di punizione. Lo va a battere con la maglia numero 70 Iliano, la rincorsa, il destro sotto la traversa all'incrocio dei pali, non si poteva parare questa, e allora pareggio 1-1 del Villaricca sulla Salernitana, a segno con la maglia numero 70 Iliano. La freddezza dagli 11 metri che ti aspetti da un attaccante così. Dunque, secondo gol che dà il seguito alle reti segnate, alla rete segnata contro il Montespaccato alla prima giornata. Dunque 2 gol per adesso tra Villaricca e Salernitana, uno allo scadere del primo tempo di Donnarumma e l'altro proprio all'alba della seconda frazione, segnato su calcio di rigore da Iliano. Adesso ancora Villaricca che si fa sotto. In questo caso non è riuscito a tenere il pallone in campo, allora rimessa laterale per Longo con le mani. C'è Esposito che addomestica la sfera, la gioca molto bene per una scatenata Iliano. Adesso il pallone in profondità per Fabruzzo, ce l'ha sul sinistro, entra in area di rigore, viene un po' spintonata leggermente, ma tanto basta a conquistarsi un calcio di punizione molto pericoloso al limite dell'area di rigore. Nel frattempo vediamo proprio la rete dagli 11 metri, non ha avuto il benché minimo tipo di esitazione Iliano nel trasformarlo. Adesso Avilia sul pallone. Che inizio da parte del Villaricca, che rabbia messa in campo da parte della formazione di Pasquale Iliano. Il pallone è battuto, adesso di testa mette via Piccolo, ma è ancora il Villaricca in possesso palla, prova con l'esterno a riservire Avilia, non riesce, il pallone che finisce in fallo laterale. Longo con le mani, non trova nessuna compagna, ma con Trematerra che di testa mette ancora in fallo laterale, si conquista spazio la Salernitana.
Pallone ancora in profondità che questa volta non esce ancora Longo, prova a cercare Cuomo, questa volta suggerimento sbagliato. E poi il fallo conquistato dal Villaricca da parte della neoentrata De Rosa. Rivediamo il replay, il fallo usato da Sabatino, capitano della Salernitana. Si è già ripreso a giocare con il possesso del Villaricca che va da Esposito. Serve ancora De Rosa. Pallone giocato da Esposito, questa volta più verticale. Fabruzzo attira a sé le attenzioni della difesa, poi serve Iliano, il cross interessante messo in mezzo, ma è intervenuta la difesa della Salernitana. Poi continua a lottare all'altezza del centrocampo Di Blasio. Il pallone in profondità per la Salernitana, ancora per l'autore del prima rete del match, Donnarumma. Si conquista un fallo laterale, lo batte bene, poi il pallone in mezzo, spazzato via dalla retroguardia di casa, e poi di testa piccolo mette in fallo laterale Bombara con le mani. Cercata Enrichelli che lavora bene il pallone, poi ci mette il piede Cozzolino, il pallone termina ancora fuori. Bombara, lunga rincorsa, Avilia, ancora Bombara che manda via il pallone. Cercata ancora Enrichelli, non viene trovata. Allora Esposito, un po' di spazio, cambia totalmente gioco, cerca Iliano, questa volta non controlla molto bene, ma è sempre il Villaricca in convinto possesso palla. Iliano cambia tutto, ancora bene per Visco, un pallone un pizzico corto, e allora deve tornare indietro. Conquista la rimessa laterale il Villaricca. Avilia ancora indietro, il pallone giocato con ordine da Lombardi, addirittura Riblevska. Esposito verticalizza, cercare ancora Fabruzzo, c'è un po' di spazio per Esposito che alza il baricentro e sposta gli equilibri della sua squadra. Questa volta il cross messo in mezzo da Iliano non è efficace. Esposito un pizzico di incertezza nell'intervenire su Colonnese, che poi si allunga la palla, è costretta ad intervenire Lombardi e mettere in fallo laterale. Un po' di incertezza da parte di Esposito. Fabruzzo sul pallone che aveva provato a lavorare prima, poi ha scatenato un po' il contropiede della Salernitana. Adesso c'è proprio per la squadra ospite una rimessa laterale, se ne occupa Sabatino con le mani, cerca proprio Colonnese, il pallone però non è buono, e allora spazza via in qualche modo De Rosa. Fischiato poi un fallo di mano da parte del difensore del Villaricca Lombardi, prontamente fischiato da Giuseppe Scarpati. Rivediamo qui nel replay, non ha avuto dubbi. Allora, calcio di punizione per la Salernitana, chiamata ad una reazione dopo il pareggio subito. C'è Cuomo sulla sfera, lunga rincorsa, andrà probabilmente direttamente sullo specchio della porta, arriva il destro, conclusione centrale e neanche molto potente
para senza fronzoli Riblevska, poi con il pallone corto permette alla sua squadra di ripartire velocemente. C'è Enrichelli, Visco stavolta non è efficiente nel dribbling, pallone in profondità per Cuomo, non può arrivare, allora recupera Trematerra, poi manda via Picella la palla, un po' di confusione adesso, Salernitana che subisce un fallo e allora altro calcio di punizione per la formazione ospite sul pallone a Picella. Aspetta che tutte le compagne prendano posizione. Arriva adesso la battuta lunga a cercare, come sempre in queste situazioni, Cuomo che lascia sfilare il pallone, poi il destro di prima intenzione, ma quando l'arbitro aveva già interrotto il gioco con un fischio, probabilmente un fallo ai danni di Lombardi, il pallone che viene restituito alla formazione di casa in completo all green questo pomeriggio. Proprio Lombardi a giocare questo pallone corto per Bombara, tutto in verticale l'azione del Villaricca. Enrichelli, non è buono il suggerimento in profondità, allora il pallone allo scatto per Colonnese, protegge la sfera utilizzando il fisico Lombardi e sarà rimessa dal fondo subito. Battuta, vuole sfruttare il momento buono il Villaricca per provare a completare la rimonta. Bene Piccolo qui, molto bene nell'intervento, poi non riesce a mantenere il possesso in attacco la Salernitana. Villaricca che si fa vedere con Avilia nello spazio molto stretto, non riesce ad uscire fuori, allora il pallone giocato da Falivene viene deviato e allora rimessa laterale da sinistra, ancora per la Salernitana. Sul pallone c'è come sempre Calvarese con le mani, pallone giocato in profondità, lo recupera Lombardi. Avilia, un po' di spazio per inventare, allarga a destra per Bombara, lo scambio, poi la verticalizzazione improvvisa, c'è Visco molto veloce sul pallone, costretta ad uscire Pascale e mettere in fallo laterale, pallone giocato da Enrichelli. Visco, cross, non è interessante perché non c'è proprio nessuna compagna in area di rigore. Iliano era rimasta molto indietro, allora rimessa dal fondo per la Salernitana. Quando siamo entrati al 60° minuto di gioco, dunque un'ora dal fischio d'inizio, ancora fermo sull'1-1 il risultato. Vi ricordo che al momentaneo vantaggio siglato allo scadere della prima frazione di Donnarumma ha risposto proprio in apertura di secondo tempo su calcio di rigore Iliano. Battuta lunga di Pascale, non lunghissima ma però lunga di testa Longo, poi il pallone non riesce ad arrivare a Cuomo. Piccolo, Visco protegge il pallone, prova a ritornare fisicamente Piccolo anche in scivolata a proteggere la sfera, ma è efficace l'intervento da parte di Visco e guadagna la rimessa laterale. Bombara, Fabruzzo lavora bene, svaria su tutto il fronte d'attacco, il cross in mezzo, lungo linea sul fondo, non finisce fuori, anzi sì, come segnalato dal guardaline. Allora sarà fondo. Pascale
sembrava voler giocare corto il pallone, poi ci ripensa, invita le compagne ad uscire dalla propria area di rigore. Battuta lunga, molto lunga, non può arrivare Cuomo. E allora Visco addomestica a terra il pallone, ancora Visco costretto a ritornare indietro da Bombara, poi senza pensarci il pallone molto ben agganciato da parte di Fabruzzo, poi Liano prova ad entrare in area di rigore, non ci riesce. Ottimo l'intervento da parte di Apicella, che resta a terra, poi si rialza, pallone che carambola e finisce direttamente tra le mani di Pascale, che poi lo lascia a terra, lo raccoglie in un secondo momento, va con la rimessa molto lunga con i piedi, pallone che rimbalza 2 volte sulla tre quarti. Donnarumma, che è un po' è uscita dal match dopo aver siglato il gol da subentrata. Poi c'è qui nello specifico l'ottima giocata da parte di Sabatino, che subisce fallo. Rivediamo il replay, molto bene il sombrero, poi mette a terra il pallone e l'intervento da parte di Trematerra non può che essere sanzionato dall'arbitro. C'è un altro cambio, questa volta nelle fila della Salernitana, esce con la maglia numero 11 Colonnese, entra con la maglia numero 20 Adriana Mercede. Vedremo se cambierà qualcosa dal punto di vista tattico. Comunque speso tantissimo la numero 11 nelle sue scorribande sull'out di destra. Questa dunque la scelta da parte del tecnico Valentina De Risi. Cuomo sul pallone, la distanza è veramente siderale dalla porta, va comunque a cercare lo specchio e tecnicamente lo riesce anche a trovare con la battuta, ma troppo facile per Riblevska riuscire ad intervenire, a bloccare la sfera a terra. Adesso c'è la rimessa laterale per il Villaric, se ne occupa De Rosa, pallone che diventa buono per Fabruzzo. Iliano sull'out di sinistra, se ne va con una magia, prova ad entrare in area di rigore, ritorna Apicella che poi la spinge sull'esterno, molto bene dal punto di vista difensivo qui il difensore centrale con il 21 sulle spalle a non concedere l'interno verso la propria area di rigore, anzi spingere sull'esterno e guadagnare tra l'altro la rimessa laterale. 64esimo minuto che sta per cominciare adesso. Longo con le mani va a conquistare qualche metro, rilancia lungo il pallone, ancora rimessa laterale per la Salernitana. Battuta lunga, ancora terza rimessa laterale consecutiva, conquista sempre più spazio la squadra ospite. Controllo di Donnarumma che adesso è passata sulla fascia destra, pallone che Longo non riesce in questo caso a mantenere in campo. Iliano ne approfitta, poi lo cede a De Rosa. Fabruzzo che svaria, come detto, da destra a sinistra e fa un lavoro preziosissimo per la sua squadra. Qui mette un cross che non è pericoloso, Calvarese lo mette fuori, poi di testa Bombara, ancora per Avilia in palleggio molto elegante, si gira e serve ancora Bombara. E poi conquista anche un ottimo fallo, perché da quella parte
non aveva altre chance per riuscire ad entrare nel cuore dell'area di rigore, la mette a terra Falivene e si conquista un ottimo fallo da zona laterale, ma ottimo per essere messo in mezzo. Non va questa volta Vilia, va Visco, il pallone molto teso in mezzo, viene deviato da un difensore della Salernitana, poi finisce fuori. Allora sarà ancora rimessa laterale per il Villaricca. Visco non riesce a proteggere il pallone. Esposito poi con grandissima eleganza giocata non da difensore centrale, c'era sul mancino De Rosa, cross in mezzo e viene deviato da parte di Cozzolino, poi finisce ancora fuori, c'è qualche protesta ma viene concessa la rimessa al Villaricca. Pallone poi che balla in area di rigore, c'è il fallo da parte di Visco ai danni di Cozzolino. Ritmi di gioco comunque molto alti e nel frattempo c'è un ulteriore cambio nelle fila del Villaricca. Esce con la maglia numero 11 Visco ed entra con la 19 Marino Orsola Mayra. Vedremo adesso quando darà il fischio l'arbitro. Arriva adesso battuta lunga della Salernitana in profondità per cercare Mercede, neo entrata, che non è ancora riuscita a toccare palloni. Pallone che finisce direttamente fuori, deve andarlo a raccogliere Riblevska, a posizionarlo e renderlo disponibile per la battuta. Rimessa dal fondo, battuta adesso sì, a destra, giocata per Bombara, un po' di spazio, ha spinto tantissimo con il passare dei minuti il terzino numero 23 Salernitana, che prova a farsi sotto. Ha cambiato un bel po' in attacco nel corso della partita. Adesso c'è un fallo fischiato ai danni della Salernitana, è procurato proprio dalla neo entrata Marino. Subito battuto, non perde tempo, se ne va via da destra con il pallone messo in mezzo. Mi è sembrato da Enrichelli molto bene nel dribbling e nell'andare a cercare l'ultimo passaggio. Adesso ancora rimessa laterale per il Villaricca, che tiene sempre i ritmi molto alti, aumenta i giri, la formazione di casa. Qui Enrichella però sbaglia il controllo. Enrichelli, dunque cambio di rimessa, ma ancora il Villaricca in possesso palla. Fabruzzo cerca Trematerra, ancora lo scambio con Fabruzzo, ce l'ha sul sinistro, prova la conclusione a rete, angolata ma molto debole e para a terra Pascale. Vediamo lo scambio, apprezzabile il triangolo chiuso da Fabruzzo e Trematerra. Ancora Fabruzzo prova ad andare via, anticipa tutto e capisce con anticipo piccolo che poi se ne va palla al piede. Lo scambio con Cuomo, un po' troppo lungo il pallone di ritorno, poi si accontenta della rimessa laterale Falivene.
Salernitana ancora in possesso, 71esimo minuto di gioco, 1-1 il risultato tra Villaricca e Salernitana. Trematerra, un po' di spazio, allarga tutto verso Iliano, c'è subito il raddoppio di marcatura su di lei, prova ad andare in orizzontale a cercare il pallone per Avilia, diventa però buono per Enrichelli. Ancora Enrichelli, il possesso palla, il fraseggio del Villaricca. Avilia con una finta riesce ad andare via, poi l'ultimo tocco le viene sporcato e allora c'è il cross in mezzo all'indirizzo di Trematerra, all'uscita è sicura quella di Pascale, quindi nulla di fatto. Salernitana nel frattempo sempre meno dalle parti dell'area di rigore avversaria, sta riuscendo a venire più fuori, c'è più densità a centrocampo da parte della formazione di casa. La squadra allenata da Valentina De Risi sembra un po' risentire questo fattore. Adesso c'è un fuorigioco fischiato ad Iliano e c'è un altro cambio da parte di De Risi, esce con la maglia numero 8 Falivene, entra con la 17 nelle fila della Salernitana Ferrentino. Pallone lungo proprio a cercare Ferrentino, neoentrata con la 17 che si va a spostare e a sistemare in mezzo al campo, probabilmente andrà a coprire la zona di campo per una mezzala destra, con i piedi nel frattempo Riblevska gioca il pallone per Lombardi, poi la sfera a cercare Iliano che adesso vediamo sulla fascia destra. Lombardi, Bombara, ancora Lombardi, Esposito, dialogano i due centrali difensivi del Villaricca, poi va a lungo Esposito a cercare Richelli che si sposta sull'out di sinistra, riesce ad uscire vincitrice dal contrasto, poi il pallone che diventa buono per Iliano, se ne va sul destro, il cross in mezzo, capisce tutto in anticipo Pascale, blocca con grande sicurezza il pallone, aspetta che tutte le compagne si facciano vedere. Salernitana che ha cambiato quasi tutto il fronte d'attacco, è rimasta Cuomo che lavora questo pallone non bene, ha trovato uno scavetto, un suggerimento per una compagna, non l'ha trovata, allora è Richelli che scambia con Fabruzzo, bene, non controlla, però la numero 9, ma è ancora l'intensità a centrocampo del Villaricca che fa la differenza e permette alla squadra allenata da Iliano di riuscire a recuperare molto spesso le seconde palle. De Rosa, Esposito, pallone di ritorno per De Rosa, prova a prolungare ancora verso Enrichelli, non riesce perché c'è probabilmente un altro cambio, sì, nelle fila del Villaricca, esce con la maglia numero 22 Avilia, entra con maglia numero 28 Salvi. Effettivamente non avevamo visto più toccare tantissimi palloni
al mediano regista difensivo Avilia nel corso degli ultimi minuti, una giocatrice dal livello tecnico veramente molto alto. Evidentemente la stanchezza si è fatta sentire. Ultimo quarto d'ora di gioco nel frattempo tra Villaricca e Salernitana, che si stanno giocando questa seconda giornata del campionato di Serie C femminile girone C. C'è nel frattempo un calcio di punizione di cui godrà proprio il Villaricca. Il pallone battuto interessante, poi si inarca e rischia praticamente di andare sotto la Salernitana su questo pallone battuto molto bene. L'intervento da parte di Cozzolino, che stava per ingannare il proprio portiere Pascale, molto attenta nello specifico e nel riuscire ad intervenire, a mettere in calcio d'angolo su un colpo di testa di una compagna. Apicella la gioca proprio per la neoentrata Ferrentino, non riesce a controllare, non è che si inarca, diventa buono per Fabruzzo, che ne ha invece ancora e come di energie per giocare la sfera. Conquista una rimessa laterale il Villaricca da destra, c'è Marino, la battuta per Iliano, prova ad entrare con un sombrero, poi ancora a lottare il Villaricca, poi viene fischiato un fuorigioco che c'era, sì. C'era Fabruzzo in posizione di offside, 79esimo minuto che inizia proprio adesso. Villaricca 1, Salernitana 1. Salernitana che manda via il pallone a cercare Mercede, che non è riuscita ancora ad entrare nel match. Spazza via la Salernitana, non riesce più a dialogare con il pallone a terra, tende sempre a alzarlo e a cercare con il lancio lungo l'aggancio di parte di Mercede, Cuomo o la neoentrata Ferrentino. Sembra averne un po' di più il Villaricca, ma stiamo a vedere, perché ci sono più di 10 minuti da giocare e che calcisticamente, lo saprete benissimo, sono una vita. Enrichelli va via bene con il gioco di gambe il pallone di Salvi, molto preciso, non lo è altrettanto l'aggancio da parte di Iliano, che poi con il dribbling riesce a crearsi lo spazio per il cross, invece no, perché si allunga troppo il pallone, finisce in rimessa dal fondo. Ma apprezzabile comunque il tentativo da parte dell'esterno numero 70 in gol, che per adesso sta contribuendo al risultato di 1-1, trasformando il calcio di rigore, ottenuto tra l'altro da lei stessa ad inizio secondo tempo. Pallone in mezzo, c'è poi il fischio per il fallo ai danni di Sabatino, che è rimasta a terra, si rialza subito, sistema la sfera, che batterà Apicella. Aspetta il fischio dell'arbitro. Apicella arriva adesso, va con il destro molto lungo, pallone che diventa in qualche modo buono per Enrichelli,
Trematerra allarga all'indirizzo proprio della stessa Enrichelli, non può arrivarci Marino, e quindi laterale per Longo. Spazza senza pensarci su un attimo Esposito, si fa vedere dunque in avanti anche la Salernitana. Ancora altra rimessa laterale sempre per la formazione ospite. Ferrentino, il pallone che lavora e diventa buono, il cross in mezzo su cui però non si avventa nessuna compagna. Ma bella l'iniziativa da parte del centrocampista numero 17. Pallone subito battuto da Riblevska. Diventa buono per Enrichelli, ha voglia di puntare Calvarese, poi si trascina il pallone fuori e il guardalinee lo segnala all'arbitro. Rimessa laterale, Calvarese batte subito di testa Bombara, altra rimessa laterale, battuta lunga per Donnarumma che si fa rivedere il pallone in mezzo, non c'è però nessuna compagna, nessun attaccante pronto ad intervenire. Allora spazza via la difesa del Villaricca. Ancora Donnarumma che gioca bene questa sfera, guadagna un fallo laterale da sinistra. Cuomo. Donnarumma. Ancora Donnarumma, le viene toccato il pallone, allora Enrichelli recupera, Salvi si fa anticipare da Sabatino. Ancora il pallone fuori, allora è la Salernitana a rimanere in avanti. Calvarese con le mani trova Mercede, però commette fallo, rifila credo un calcione a un'avversaria. Si trattava di Marino. Non è d'accordo la giocatrice con la maglia numero 20 della Salernitana, ma di fatto c'è sul pallone Lombardi a calciare proprio Marino, interviene però non permette alla sua squadra di uscire dalla propria metà campo. Ancora Salernitana in possesso, che negli ultimi minuti si sta facendo vedere sempre di più nella parte di campo avversaria. Mercede lavora bene questo pallone, prova a servire Ferrentino, poi c'è il tiro improvviso da parte di Sabatino, ma finisce fuori. Dunque altro tentativo, inizia adesso il minuto numero 85, che significa ultimi 5 minuti di gioco salvo eventuale recupero. De Rosa con le mani, devono affrettare le operazioni entrambe le formazioni se hanno intenzione di portare i 3 punti a casa al termine di una partita comunque combattuta e che ha fatto vedere comunque spunti molto interessanti da parte di entrambe le squadre. Fabruzzo, ennesimo pallone lavorato bene, conquista la rimessa laterale. Il pallone in mezzo, interviene Pascale. Il pallone ancora a centrocampo. Pallone giocato
ancora dalla Salernitana, che però spreca, vuole attaccare ma come è comprensibile mancano anche un po' le energie in certi frangenti. Continua però a lottare imperterrita Sabatino, il pallone in profondità per Mercede che diventa interessante, ma è ottimo l'intervento da parte di Lombardi, molto veloce nel toccare la sfera e mandarla direttamente in calcio d'angolo, evitando guai ben peggiori. Sul pallone va Ferrentino. Il tentativo di Longo, pallone messo in mezzo, era fuori gioco, dunque Esposito che si prende il pallone per andarlo a battere il più velocemente possibile. Non bene però Mercede, prova a girare per Cuomo che vince un rimpallo, poi chiede un fallo che però non viene ravvisato dall'arbitro. Esce fuori velocemente il Villaricca, colpita Salvi alla schiena, dunque perde lo sprint il Villaricca e la Salernitana, che con una bellissima uscita da parte di Apicella costringe al fallo De Rosa. Guardate qui il replay, stop, poi va via una volta, una seconda, subisce il fallo, se lo spende bene De Rosa. C'è sul pallone la stessa Apicella, che bella l'uscita palla al piede. Pallone battuto per Mercede che aggancia così, spazza via la stessa De Rosa. Prova ad uscire in contropiede il Villaricca, ma la Salernitana recupera, poi cercata in profondità Donnarumma, non può intervenire, con un po' di mestiere nasconde il pallone all'avversaria. Bombara che se la prende un po', adesso batte con le mani. 89esimo minuto, ancora 1-1 il risultato. È rimasta nel frattempo a terra Picella, probabilmente qualche problemino per lei, non si fermano le due squadre, anzi Mercede prova ad agganciare, a scappare via. Rimane a terra dolorante Apicella, si tocca il fianco sinistro, chiesti i sanitari in campo, l'arbitro ferma tutto, come è giusto che sia, probabilmente una botta in seguito ad uno scontro di gioco. Tutto tempo che verrà sicuramente recuperato oltre il 90esimo minuto di questo avvincente Villaricca Salernitana. Due squadre che fino all'ultimo proveranno a vincere questa partita, conservare la posizione ai piani alti della classifica del girone C di Serie C femminile. Spray e ghiaccio per la numero 21 Apicella, vedremo se riuscirà a continuare il match. Si rialza adesso, dovrà sicuramente uscire per permettere la ripresa del gioco, vedremo se potrà rientrare per finire il match.
tutta la carica, come abbiamo visto nell'inquadratura di Valentina De Risi, alla sua squadra in questi ultimissimi minuti. Pallone che nel frattempo viene restituito dalla Salernitana al Villaricca, che si era giustamente fermato per mettere i soccorsi ad Apicella. Pallone battuto, Salvi non riesce ad agganciarlo e a tenerlo buono, poi Esposito, un po' di spazio, Trematerra, va via, verticalizza il pallone, lancio lungo, troppo lungo, non può arrivarci nessuna compagna, poi c'è il tocco di mano involontario non segnalato dall'arbitro. E allora ancora Villaricca in possesso palla. Esposito di testa prolunga verso Fabruzzo, che corre ancora, ma questa volta non può arrivare sul pallone. Pascale va lungo, Mercede riceve un colpo, va a terra, non c'è però nulla. Adesso sì, il fallo su Cuomo, che aveva protetto molto bene la sfera, era riuscita ad andare. Piccolo lascia la palla. Verrà battuta da Cozzolino. Sempre verso Cuomo, attenzione a Mercede che si stava girando e preparando il tiro. Poi c'è l'uscita, palla al piede del Villaricca. C'è un po' di spazio per Enrichelli, tutta sulla fascia, poi finisce il campo. E allora è rimessa laterale, finisce così questo tentativo del Villaricca. Finisce anche il terzo minuto di gioco e c'è un ultimo cambio nelle fila della Salernitana. È costretto ad uscire Apicella, entra con la numero 24, ultimo cambio da parte di De Risi, con la maglia numero 24 Di Santi. 94esimo minuto, fermo ancora il risultato sull'1-1. Illiano, Marino, Illiano ancora, non vuole mollare il Villaricca, vuole provarci fino all'ultimo secondo. Ferrentino, poi subisce il fallo Sabatino. Sembra che dovranno intervenire ancora i sanitari, perché il colpo è stato al volto, chiaramente involontario da parte di Marino. Adesso si è già rialzata il capitano della Salernitana, Sabatino, sul pallone. Calvarese, potrebbe essere l'ultima chance a disposizione della Salernitana di farsi pericolosa là davanti. Ferrentino, un po' di spazio. Ferrentino decide di scambiare con la neoentrata, non riesce. Allora Illiano, ancora spazio, ancora energie, non subisce fallo nell'occasione. Mercede prova a rincorrere quest'ultimo pallone, esce Riblevska. Vedremo quanto ancora si giocherà. Pallone giocato da Salvi, allarga per Bombara, non c'è più tempo, ancora Salvi. Illiano ancora dolorante a terra, non si rialza, poi il pallone finisce fuori. Scarpati va ad assicurarsi delle sue condizioni. Non sembra riuscire ad alzarsi, interviene anche in questo caso la squadra di sanitari, ne approfitta Esposito per rinfrescarsi e bere qualche goccio d'acqua. Il problema è che sembra essere alla schiena.
risultato che per adesso non premia una squadra rispetto all'altra, ma risultato di 1-1 che, per quanto visto in campo, ci sta. Due squadre che hanno sempre provato a vincere la partita, che hanno avuto momenti di lucidità a fasi alterne, ma come è normale che sia alla seconda giornata di campionato, ma sicuramente dalle qualità tecniche indiscutibili. 97esimo minuto, vedremo quanto si giocherà ancora questo match tra Villaricca e Salernitana. Restituisce adesso il pallone, ma in rimessa laterale il Villaricca. C'è la Salernitana con appunto la rimessa laterale, che però viene battuta male. Fabruzzo recupera la Salernitana, pallone in profondità per Salvi, ma l'arbitro dice che può bastare così. Arriva il triplice fischio. Villaricca Salernitana finisce con il risultato di 1-1. Secondo match di giornata, che dunque premia con un pareggio entrambe le formazioni. Verrebbe da dire giusto per quello che si è visto in campo, ma ne parleremo sicuramente a breve grazie ai collegamenti che verranno ottimizzati dalla nostra Vita Locantore a bordo campo. Sentiremo sicuramente le opinioni da parte dei tecnici delle due formazioni quest'oggi scese in campo. Che comunque insomma restano imbattute nel girone C, salgono entrambe a 4 punti in classifica e proseguono nel loro momento di crescita in un campionato iniziato da pochissimo e che vede sicuramente più di una squadra candidata alla vittoria finale. Entrano nel tabellino, come raccontato nel corso della partita, con la maglia numero 16 Donnarumma, con la maglia numero 70 Roberta Igliano, che tra l'altro vedremo se riusciremo a sentire tra poco, giocatrice di beach soccer nel giro della nazionale. Vanno a raccogliere nel frattempo le giocatrici della Salernitana, tutto l'applauso da parte dei tifosi. Vedo nel frattempo, sì, la vedo collegata con la maglia numero 70 Roberta Igliano. Pareggio che alla fine si potrebbe dire giusto tra due formazioni dal livello qualitativo importante. Sì, pareggio per me non giusto, meritavamo di più. Abbiamo sprecato tante occasioni, però loro ci hanno mantenuto bene. Abbiamo meritato il pareggio entrambe.
Ecco però i principi che si sono visti in campo, quelli che cerca di trasmettervi il vostro tecnico, si sono visti: palla a terra, aggressione alta della palla, ed è qualcosa di non scontato per essere soltanto alla seconda giornata di campionato. Sì, potevamo fare di più, come ho detto prima, però ci hanno mantenuto tutta la partita l'avversaria. Quindi va bene così, pensiamo alla prossima partita, cerchiamo di lavorare tanto in settimana e pensiamo al Frosinone. Grazie a Roberta Eliano e complimenti per la marcatura di oggi. Grazie a voi. Vediamo adesso quale sarà il secondo collegamento ottimizzato. Sono curioso anche di sentire i due tecnici delle formazioni che quest'oggi si sono divise la posta in palio, un punto a testa in seguito al pareggio ottenuto. Ecco, vedo anche collegata il capitano della Salernitana, Serena Sabatino. Ne parlavo contro l'avversaria di oggi, e che è riuscita anche ad entrare nel tabellino Iliano. Pareggio che a mio modo di vedere è sembrato abbastanza giusto per i valori espressi in campo, e perché entrambe le formazioni hanno avuto dei momenti di lucidità e un po' più nebulosi nel corso della gara. Qual è il tuo pensiero? Salve, sì, è una partita combattuta e noi ce l'abbiamo messa tutta, anche con l'assenza del capitano Giulio Olivieri. Abbiamo dato tutto quello che avevamo. C'è un po' di rammarico, però lavoreremo. Dove può arrivare questa Salernitana? È un nuovo corso quello vostro, un nuovo campionato in Serie C. Quali sono gli obiettivi stagionali? L'obiettivo primario rimane la salvezza, però c'è ancora tanto da lavorare e quindi noi daremo tutto quello che abbiamo per raggiungere appunto l'obiettivo. Grazie a Serena Sabatino, in bocca al lupo per il proseguo del campionato e complimenti per la prestazione di oggi. Adesso vediamo se riusciamo anche a sentire Grazie le a voi. impressioni di entrambi. Grazie mille. Di entrambi i tecnici. Grazie. Vediamo da chi cominceremo. Tengo io, bisogno di qualcosa in Là? Ok. Non sento benissimo. Eccola, la vedo collegata, Valentina De Risi. Ci ha colpito tantissimo negli ultimi minuti tutta la carica che è riuscita a dare alle sue ragazze. Cosa è mancato quest'oggi nel riuscire poi a portare la posta in palio? Se non si fosse entrate magari un pizzico, non dico poco determinate di inizio secondo tempo, ma con un po' di carica in più, magari come si era finito il primo tempo, oggi sarebbero arrivati 3 punti. Sì, c'è da dire che credo però che il risultato più giusto sia il pareggio, perché loro per alcuni tratti della partita comunque hanno fatto la partita e noi siamo entrate il secondo tempo inspiegabilmente. Tutto quello che avevo detto di non fare è stato fatto, il fallo era nettissimo ed era da evitare. Però sono contenta, abbiamo mosso la classifica, noi siamo una squadra giovanissima, stiamo lavorando, ci stiamo conoscendo. Il Villaricca è una squadra di tutto rispetto, una squadra aggressiva che comunque ha reso l'ambiente molto caldo, però diciamo che dobbiamo lavorare, ma ci portiamo questo punticino a casa molto volentieri.
Sì, il pareggio è assolutamente il risultato più giusto, però è vero anche, come anticipato e come accennato, che la Salernitana è di fatto una squadra nuova che è stata ripescata e che adesso, grazie anche alla sinergia e alle attenzioni del presidente Iervolino, vi permette di iniziare un nuovo corso. Assolutamente, noi ringraziamo il presidente Iervolino e tutto lo staff della Salernitana che ci sta trattando da vere professioniste. Ora sta a noi lavorare più duramente perché abbiamo avuto poco tempo per preparare questa stagione in attesa del ripescaggio, però non ci possiamo permettere ancora questi cali di concentrazione, dobbiamo salvarci e quindi i punti sono preziosi, non li possiamo perdere con ingenuità, però ci tengo comunque a dire un bravo alle ragazze che hanno mostrato carattere. Oggi mancava anche il capitano Olivieri, che è una nostra punta veramente importante, è impegnata con la nazionale di beach, però le ragazze hanno sopperito alla sua assenza, va bene così. Grazie a Valentina De Risi, complimenti e in bocca al lupo. Grazie mille a voi. Grazie mille Crepi. Grazie. E dunque queste le impressioni sul match appena concluso e sul futuro della Salernitana. Vediamo se abbiamo collegato anche il tecnico del Villaricca, Pasquale Illiano. Eccolo, sì, lo vedo collegato, Pasquale Illiano, tecnico del Villaricca. Ho fatto un giro di domande, l'ho chiesto un po' a tutte. Il pareggio, che probabilmente per quelli che sono stati i valori espressi in campo, è il risultato più giusto. Sì, secondo me sì, la partita, diciamo, come ha detto lei, il risultato secondo me rispecchia l'andamento della gara, insomma. Siamo ancora agli inizi della stagione, quindi sento la mia voce. Sento la mia voce. Ok. Stavo dicendo, la partita, il risultato rispecchia l'andamento della partita, insomma. È stata... No, sento la mia voce. Ok, dicevo ok, la partita, come detto, stavo dicendo, rispecchia l'andamento, il risultato, l'andamento della gara. È stata a fasi alterne, si alternavano 15 minuti appannaggio di una squadra, un'altra fase appannaggio dell'altra, quindi secondo me è un risultato giusto, insomma. L'inerzia della gara stava cambiando a inizio ripresa, quando abbiamo pareggiato pronti via. Abbiamo avuto 20 minuti dove potevamo fare il gol del raddoppio, poi però alla fine un po' il caldo, un po' l'inizio della preparazione, diciamo, siamo ancora agli inizi un po' tutti, si è abbassata l'intensità e quindi la partita è scivolata così, insomma. Per il momento va bene, è un inizio positivo, abbiamo fatto una vittoria, un pareggio, siamo una neopromossa, l'obiettivo è la salvezza, un gruppo giovane. Ci vuole tempo, ci vuole lavoro, ma siamo sulla buona strada. Una considerazione un po' più personale, perché all'ultimo anno è stato per lei una bella avventura da secondo tecnico del Napoli, che poi è stato promosso in Serie A. Adesso è un'avventura totalmente diversa.
Sì, di base io onestamente ho fatto un percorso diverso, nel senso che io venivo dal maschile, poi sono 6 anni che ho intrapreso l'avventura di fare il femminile col Napoli, ho sempre fatto il primo con la Primavera, l'anno scorso mi hanno proposto questo ruolo, mi è piaciuto e abbiamo fatto bene, però a me l'intenzione mia è quella di, appunto, di fare il primo, anche se diciamo la Serie A è magari un'avventura tra virgolette per il momento di un livello superiore, però mi voglio mettere in gioco, mi piace questa situazione, la società è importante e secondo me si può costruire qualcosa di importante qua a Villaricca. Grazie Pasquale Igliano, complimenti e in bocca al lupo per il futuro, il campionato del Villaricca. Grazie a voi. Grazie a voi, grazie per la disponibilità, grazie, arrivederci. Siamo alle battute finali, vi riassumo quindi il risultato tra Villaricca e Salernitana, termina con il punteggio di 1-1. Il saluto vi giunge definitivo da Marco Massimino Cocuzza, grazie per essere stati con noi, a presto.